Credo che sia doveroso che la sanità trevigiana vada ad omaggiare, nel senso buono del termine, una persona che ha veramente fatto un grande atto d'amore insieme a sua moglie. Ecco perché domani il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi sarà presente all'ultimo saluto di Giovanni Busnello alle 11 nella chiesa trevigiana di Santa Bona. E con lui tanti trevigiani, più di qualche trapiantato, per dire grazie a chi in quel 13 novembre dell'85 decise che il cuore di suo figlio, clinicamente morto in un incidente in Vespa, continuasse a battere nel petto di un'altra persona. Così quella sera in cui in televisione davano in prima nazionale il film Rocky, al cafoncello la volontà di una famiglia riscattava da morte certa Ilario Lazzari, che stava combattendo la sua battaglia per la vita contro una miocardia dilatativa, ovvero l'ingrossamento del cuore, che non gli avrebbe dato comunque scampo. Davanti c'era la burocrazia che il ministro veneto Costante De Gan bypassò con una firma, poi c'era un giovane neoprimario in cardiochirurgia, il professor Carlo Valfrè, ma soprattutto c'era un'equipe pronta, guidata da Vincenzo Gallucci, con gli assistenti Giovanni Stellini e Giuseppe Faggian, per sempre nella storia, con la loro corsa lungo il corridoio del Cafoncello, portando insieme il cuore del giovane Francesco dentro un frigo da picnic. Poi la notte dove i due destini di Francesco e Ilario si toccano per poi allontanarsi lentamente sempre più. Da una parte la vita che torna per Ilario, il falegname di Vigonovo, che negli anni successivi addirittura si sposa. Dall'altra il dolore della famiglia Busnello, i funerali, la visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, fino al Giardino delle Essenze Rare, ripulito e riaperto l'anno scorso con queste sue ultime parole. I 36 anni quasi che sono passati non diminuiscono l'emozione di rivivere comunque dei momenti di ricordo di Francesco che per noi è sempre presente nel cuore. Forse ora Giovanni Busnello non avrà più il rammarico di aver voluto conoscere a tutti i costi chi ha ricevuto il cuore di suo figlio, perché quando Ilario Lazzari si è spento 7 anni più tardi, lui e la sua famiglia sono ripiombati nel dolore e nel lutto. Lutto e dolore ora della moglie Marina, dei figli Enrico ed Eleonora, dei nipoti, ma anche dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato.